Bentornati a Storie, bentrovati a questo viaggio che stiamo facendo in queste puntate dentro la cultura greca, in particolare dentro la lirica greca, dentro i giambi. Abbiamo parlato a lungo di cosa fossero i giambi, di cosa fosse la lirica. Adesso è il momento di incontrare il primo poeta lirico dell'Occidente. Il primo poeta lirico dell'Occidente è Archiloco. Dopo la grande stagione di Omero, dopo la grande stagione di Esiodo, eccoci dunque arrivati a un piccolo uomo, Archiloco. Archiloco che nasce nell'isola di Paro. Paro è un'isola delle Cicladi, quindi a largo delle coste del continente, però è un'isola significativa perché partecipa all'isola di Paro a molte spedizioni belliche per la nascita di nuove colonie e per la difesa delle proprie ricchezze e delle proprie rotte commerciali. Quindi Archiloco è un aristocratico guerriero. Era normale essere aristocratici e guerrieri, l'abbiamo visto tra la prima e la seconda colonizzazione nel mondo greco, quindi tra il 1000 e il 500 a.C. Era normalissimo essere aristocratici e guerrieri, e Archiloco è un aristocratico e un guerriero che quindi deve difendere con la propria poesia i valori dell'aristocrazia e i valori della propria gente, della gente di Paro. E come questo diventa vita in Archiloco? Diventa vita in Archiloco perché non solo egli si identifica fortemente con le istanze della sua città, della sua isola di origine di Paro, ma recita queste istanze con una passione, con una forza molto particolare, usa toni molto aggressivi e anche molto volgari dal punto di vista del linguaggio, perché cerca in tutti i modi di riaffermare i due grandi vettori, le due grandi motivazioni del Giambo, cerca di riaffermare se stesso, la propria appartenenza, e cerca in qualche modo di scrollarsi di dosso quella che è la tranquillità intesa come afasia, intesa come morte, intesa come penuria della vita umana. Ecco, Archiloco è un uomo che sente moltissimo la vita, sente moltissimo la propria appartenenza alla storia, sente moltissimo l'appartenenza alla propria isola ed esprime questa appartenenza e questo amore alla vita in questo modo molto particolare, lanciando invettive e lanciando anatemi verso gli altri. Archiloco è un personaggio storico al 100%, non ci sono dubbi come abbiamo avuto su Omero, non ci sono sospetti come abbiamo su Esiodo, ma ci sono certezze. Pensate che parla della morte di un re, Gige, che è avvenuta esattamente nel 652 a.C. e parla addirittura di un'eclisse di sole che lo lascia stupefatto, che i filologi e gli storici hanno datato precisamente il 6 aprile del 648 a.C. Quindi un uomo ben radicato dentro la storia che da quella storia fa parlare l'umanità del suo tempo. Sarà interessante capire che cosa ha da dirci. Lo vediamo qui, lo vediamo a Storie.